Professore, oggi qui all'Assemblea dei Soci della Confapi di Venezia Treviso lei parteciperà a una tavola rotonda sui giovani, il ruolo dei giovani, poi lei è un professore universitario e ha a che fare con i giovani di oggi. Secondo lei perché i giovani scappano e vanno all'estero? Allora, c'è un mix di motivi, partiamo da quello più generale, e cioè secondo le ricerche che facciamo a livello nazionale, nel nostro paese c'è un'idea del lavoro che è connotata in senso negativo. Se noi domandiamo agli italiani e alle giovani generazioni come loro percepiscono il lavoro nel nostro paese, dicono che è sfruttato, precario, irregolare, eccetera. Gli aspetti positivi vengono in fondo alla classifica. Quindi siamo in un momento storico in cui il lavoro è percepito in modo negativo. Poi nella realtà non è così, ma la percezione è fondamentale e questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che anche la mobilità sociale nel nostro paese è ormai bloccata da diverso tempo. Il famoso ceto medio individuato da De Rita negli anni '80 ormai non c'è più, c'è scarsa mobilità sociale. Ecco allora che questi aspetti, insieme ad altri, spingono le giovani generazioni a provare a cercare delle opportunità in altri paesi, dove si dice prendono di più. Poi anche questo è un elemento che andrebbe analizzato, perché prendere di più lì bisogna pagarsi l'assistenza sociale, le assicurazioni eccetera, cose che invece nel nostro paese sono già contemperate. Però al di là di questo, quello che vedono negli altri paesi è questa possibilità di scalata sociale molto più rapida che non da noi. Secondo lei, professore, noi abbiamo vissuto 50 anni, 60, dove dall'agricoltura degli anni 60 siamo passati a una industrializzazione sfrenata, però nel frattempo le famiglie in questo periodo si hanno creato delle economie, e per cui uno dei paesi che ha più soldi in banca, diciamo, tanto per parlare chiaro, è proprio l'Italia. Non è che poi in fondo anche le famiglie bloccano un po' i giovani per dire ma vai fatti sfruttare, non sfruttare? Allora, diciamo che sicuramente le famiglie italiane, così come quelle mediterranee, tendono ad avere nei confronti dei figli e delle figlie atteggiamenti tra virgolette protettivi. Ecco, questo sicuramente sì. C'è anche un sistema sociale e un sistema economico che complessivamente rende difficile, per esempio, il fatto che le giovani generazioni escano di casa, così come avviene invece nei paesi nordici, cioè al di là delle Alpi, dove a 18 anni un ragazzo e una ragazza vanno fuori casa e vanno a studiare all'università e quindi fanno una vita propria. Qui da noi proviamo a pensare che cosa vuol dire a iniziare una carriera lavorativa dove prendi 1.200, 1.300, 1.500 euro al mese e devi pagare un affitto che te ne costa 1.000. Ecco, allora questo fa sì che i salami che le famiglie avevano messo da parte oggi vengono bene, perché aiutano le giovani generazioni a navigare almeno all'inizio nel mercato del lavoro, però questo rende tutto più complicato per dei giovani che decidono di uscire di casa. Siamo qui all'incontro della Confapi, dei soci della Confapi Venezia Treviso. Lei è consigliere regionale e anche capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, per cui è importante che la politica stia vicino, per quanto bravi sono, ma la politica è sempre importante. Allora, Regione Veneto, come le amministrazioni locali del Veneto, ha sempre lavorato al fianco delle piccole e medie imprese, perché le piccole e medie imprese sono il tessuto socio-economico della nostra realtà e quindi va preservato. Questo riguarda non solo le aziende come le piccole industrie, ma riguarda anche tutto il tessuto turistico che noi vediamo in giro. Sono tutte piccole e medie imprese e sono fondamentali per il nostro territorio. Penso e credo che Regione Veneto abbia fatto fino adesso il massimo, anche in situazioni di crisi economica come sono stati in questi anni. Adesso ci avviciniamo a 10 anni di nuovo governo di centrodestra della regione, nel quale ci saranno date altre risposte, perché abbiamo visto ZLS, abbiamo visto finanziamenti, abbiamo visto incentivi, ma ancora molto si può fare e la prossima giunta sarà all'altezza per farlo. Però non nascondiamoci dietro un dito, chi conosce bene la politica sa che le prossime
figure all'interno del Consiglio regionale Fratelli d'Italia avrà il peso maggiore, per cui anche una responsabilità maggiore, perché non basta avere i numeri. Siete in grado voi adesso che andate forse per la prima volta, seconda volta a governare, di potercela fare? Beh, allora noi abbiamo una responsabilità perché gli elettori poi decideranno chi andrà a rappresentarli in Consiglio regionale del Veneto. Penso che dopo le politiche del 2022, le europee del 2024, le regionali prossime avranno sicuramente una grande partecipazione nei confronti di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia che schiererà gli uomini migliori che vengono tutte dalle amministrazioni locali e ricordo anche la maggior parte insomma dal mondo del lavoro, e quindi penso che possa dare quelle risposte che i cittadini si aspettano per i prossimi 10 anni di governo.